7 serre con una strumentazione per un valore di ben 120.000 euro, un chilo circa di foglie di marijuana essiccate e altrettante da essiccare, bottiglie di diserbante tale da produrre 10.000 dosi di stupefacente. Sono state sequestrate dalla polizia locale di Venezia. Il proprietario, un 47enne, è stato posto agli arresti domiciliari dal giudice per le indagini preliminari al termine dell'udienza di convalida. Gli agenti del nucleo di sicurezza urbana del corpo hanno requisito un capannone rurale nel quartiere Gazzera al termine di perquisizioni durante un'intera nottata. L'intervento è scattato verso le 19 di sabato scorso, quando l'indagato è stato individuato a Margarea e alla vista dei 2 cani antidroga ha cercato inutilmente di fuggire. Ha consegnato agli agenti alcune dosi di marijuana, ma l'attività è proseguita con una perquisizione nella sua abitazione di Marghera, dove sono stati trovati un box serra con una pianta matura di marijuana, 100 grammi di foglie essiccate e triturate e strumentazione per la coltivazione in serra, una macchina per il sottovuoto e 30 bottiglie di diserbante. Nel capannone, affittato da febbraio, sono state sequestrate altre 7 serre per la coltivazione a cascata di piante di marijuana, ognuna attrezzata per la ventilazione, ma anche l'illuminazione, la temporizzazione e il controllo dell'umidità degli spazi.